Partenza da Piazza Garibaldi, arrivo in fiera, 3 percorsi, 1, 5, 10 km per raggiungere il Pride Village dove è previsto uno spettacolo. Il 2 settembre a Padova prenderà il via la prima edizione della Pride Run, un evento che vuole ancora una volta testimoniare l'attenzione della città al tema dei diritti civili. È veramente una corsa inclusiva, non solo per lo scopo che ci siamo prefissi, ma anche per i percorsi, perché 1 chilometro lo possono fare veramente tutti e vogliamo veramente che partecipino tutti. E poi ci sono un percorso a 5 km che è per chi vuole fare una camminata e i percorsi invece da 10 km per le persone un po' più esperte che vogliono cimentarsi nella corsa per le vie di Padova, ovviamente per arrivare sempre in fiera. Il percorso da 1 chilometro è gratuito, il costo di iscrizione invece per i percorsi da 5 e 10 è di 20 euro e comprende l'entrata al Pride, dove il 2 settembre sono previsti spettacoli e un super ospite che ancora non è stato svelato dagli organizzatori. La Pride Run nasce da un progetto che unisce gli organizzatori del Pride Village e della Pink Run, la manifestazione che raccoglie fondi per progetti dedicati alle donne. All'interno ci sarà sport, spettacolo e cultura. La corsa infatti sarà di sabato perché daremo l'opportunità alla gente che viene anche da lontano di visitare già venerdì magari Padova. Sabato ci sarà sport e spettacolo alla sera con 3 percorsi,